Ancora sotto shock la ragazza aggredita e palpeggiata da due uomini a Treviso, dovrà ricorrere a uno psicologo per superare la tentata violenza sessuale, caccia l'aggressore e il suo complice. Intanto in città, dopo il terzo episodio simile, cresce l'inquietudine, ma c'è anche la reazione delle donne tra chi in borsa ha lo spray al peperoncino e chi prende lezioni di kickboxing. Tragedia del pomeriggio a Monastier, 98enne annega in un torrente ed era scivolata dentro nel tentativo di riprendere il bastone caduto in acqua. Manifestazione stamane degli inquilini Atera a Treviso, prima il ritrovo in stazione, poi la marcia verso gli uffici di via D'Annunzio, occupati pacificamente. Presentato il cantiere che realizzerà il nuovo polo logistico degli autobus della MOM, la struttura una volta completata darà il via al nuovo risico immobiliare in città. Una telecamera per immortalare la scorrettezza in strada, inventarla Beppe Fantin, volto noto in città per le sue vignette, stanco di rischiare la vita ogni volta che si mette al volante. Lo sfogo di Zaia e Salvini alla festa della Lega, conserva il voto 5 Stelle sulla piattaforma Rousseau, l'autonomia dimenticata, stasera alle 21:15 torna Ring. Il nostro sondaggio: vi piace un governo PD 5 Stelle? Mercoledì funerale di Elsa Svalduz, scomparsa a 92 anni per la regione della moda. Gentilini chiede una targa commemorativa, l'amico Red Canziani invece propone che le venga intitolata la via della moda trevigiana. Telespettatori di Antenna 3, buonasera, bentrovati all'edizione di Treviso dei nostri telegiornali. Dunque la cronaca in primo piano per tornare a parlare della vicenda che avevamo raccontato sabato, della giovane avvicinata nel tardo pomeriggio di venerdì, prima da un uomo e poi da un suo complice che con la scusa di chiedere informazioni hanno cominciato a palpeggiare, ad aggredirla. È riuscita a metterli in fuga solo grazie all'intervento di una amica, ma da quel giorno la ragazza è sotto shock e fortemente traumatizzata mentre è caccia ai due uomini. Non vuole uscire di casa, piange, ha paura di tutto. Così la giovane moldava aggredita e palpeggiata venerdì pomeriggio in zona San Lazzaro. Non riesce a darsi pace. Nelle prossime ore dovrà farsi aiutare da uno psicologo. Troppo grave quello che le è accaduto, troppo difficile per lei superarlo. Intanto i carabinieri stanno indagando per dare un nome ai due maniaci. La tentata violenza sessuale è accaduta in pieno giorno. La ragazza era in sella alla sua bicicletta, stava ferma vicino ad un supermercato per attendere un suo familiare. Ad un tratto, con la scusa di chiedere delle informazioni, le si sono avvicinati due uomini, probabilmente stranieri, che hanno iniziato a toccarla. Le urla della vittima hanno attirato l'attenzione della parente e di un'amica che sono accorse. Quest'ultima è riuscita, anche se mossa, a scattare una foto ad uno degli aggressori, che poi sono fuggiti. Le tre donne, il giorno dopo, sono andate dai carabinieri di Treviso per sporgere denuncia. Immediate ovviamente le indagini. I militari dell'Arma visioneranno nelle prossime ore le telecamere di videosorveglianza della zona per vedere se sono stati ripresi due maniaci. A Treviso è la terza aggressione a scopo sessuale, dopo quella avvenuta in Restera e quella nel parco dello Storga. In città, dicono le donne, ci sentiamo sicure, ma certo che questi episodi fanno paura e c'è chi ha già lo spray e il peperoncino a portata di mano. Eccolo qua, lo spray e il peperoncino, sempre pronto in tasca. Sentendo tutto quello che succede, può essere che possa capitarmi una volta anche a me, spero di no, però Meglio essere preparati. sicuramente preparati, lo spray e peperoncino e dopo un bel calcio. Mi sono organizzata non uscendo assolutamente sul tardi, però dovrò organizzarmi sicuramente anche con qualcos'altro. Se soltanto chi di dovere ci pensasse. No, beh, io faccio kickbox, quindi so difendermi bene. Mi è capitato anche recentemente di tornare a casa da lavoro a piedi la sera, non ho avuto questa paura o ho sentito la necessità di... non mi è mai capitato. Ho pensato di portarmi spray e peperoncino, ma siccome non mi è mai successo non lo so, non mi serve, insomma, non mi è mai servito fino in questi giorni. Adesso la tragedia avvenuta nel tardo pomeriggio di oggi, poco dopo le 17:30, lungo le sponde del fiume Meolo a Monastier, dove una donna di 98 anni, Wanda Stefanizzi, residente in zona, è morta annegata nel corso d'acqua cercando di raccogliere il bastone da passeggio che le era inavvertitamente caduto nel fiume.
Purtroppo per l'anziana non c'è stato scampo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Treviso che hanno recuperato il corpo ormai privo di vita della 98enne, giunti anche infermieri e medici del SUEM 118 che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della donna. Scena terribile che è stata vista da 2 bambini che giocavano nei pressi del fiume e che sono corsi a chiamare ovviamente gli adulti, ma purtroppo al loro arrivo la donna era già deceduta. Lasciamo un attimo la cronaca adesso per parlare della politica, è una politica che vede un Veneto, come tutta Italia ovviamente, con gli occhi puntati su Roma per capire cosa sta accadendo, come si evolve l'accordo PD 5 Stelle, sono ore decisive. C'è stato il vertice con i rappresentanti del PD 5 Stelle a Palazzo Chigi, il nuovo oggi, con il Premier Conte, che peraltro in merito al discusso voto dei pentastellati sulla piattaforma Rousseau per dire sì o no al governo ha detto basta dubbi, non teniamo le idee nel cassetto, insomma ha fatto un appello agli elettori del Movimento 5 Stelle. Di Maio sembra aver superato la questione vice premier, dopo la decisione non sarò il vice premier, insomma ci sono una serie di elementi insomma, che stanno portando verso la creazione di questo governo, ma è ancora tutto ovviamente in fieri, in divenire. E allora noi vi chiediamo con il nostro sondaggio che è stato lanciato nell'Interregionale del Veneto e proseguito nell'Interregionale di Venezia, stanno arrivando tantissime chiamate e continua nel nostro Telegiornale di Treviso per poi concludersi con l'esito questa sera durante la trasmissione Ring. Vi chiediamo, nasce il governo PD Movimento 5 Stelle, vi piace? 0422 162 6691 se vi piace l'ipotesi appunto del governo PD 5 Stelle, oppure 0422 162 6690 se invece non vi piace. Come sempre la chiamata è gratuita, continueremo a ricordarvelo nel corso del nostro telegiornale. Intanto sul fronte governo, politica e autonomia, oggi da registrare le parole forti del ministro per l'autonomia Erika Stefani, ministro uscente, che a proposito della riforma mancata attacca sia il Premier che i pentastellati. Sull'autonomia il Movimento 5 Stelle prima e Conte poi, ha detto, si sono messi di traverso per non concedere alle regioni quanto previsto dalla Costituzione. Il 15 febbraio ha continuato, avevo già chiuso i lavori ed evidenziando i nodi politici, abbiamo fatto più di 100 incontri, ho avanzato varie proposte, trovando dall'altra parte sempre solo rinvii, anzi dei muri. Queste le parole di Erika Stefani all'indirizzo del Movimento 5 Stelle e del Premier Conte. Adesso un altro caso invece che riguarda prettamente il Veneto è quello della riforma dei canoni ATER e oggi la prevista manifestazione degli inquilini ATER a Treviso. Noi vogliamo dire oggi questo all'ATER e alla Regione da questo luogo. Vai dentro un attimo, È riuscita così, quasi per caso, l'occupazione pacifica dell'ATER di Treviso da parte dei rappresentanti degli inquilini dei diversi mandamenti provinciali. Un epilogo insperabile per gli organizzatori che erano partiti dalla stazione con una quarantina di manifestanti per un corteo che in meno di mezz'ora era arrivato sotto le finestre degli uffici di via D'Annunzio per gridare la loro rabbia per i vertiginosi aumenti degli affitti. Sono contenta perché mi ha messo una strage di schede di affitto che mio marito ha una pensione di 800 euro al mese che mi da vive in do. E perciò dico, a un certo punto l'ATER da pensarle queste robe. Però dicono che i calcoli li hanno fatti perché voi avete i soldi messi via. Sì, dove? Sotto il cuscino? Poi il tentativo riuscito di occupare gli uffici e l'arrivo del presidente Luca Barattin con l'inevitabile confronto. Il messaggio che mi sento di dirvi è questo: la Regione farà dei correttivi, quindi abbiate pazienza, pagate, sapete perché dovete pagare? Paghiamo il vecchio! Io posso darvi un consiglio, perché noi siamo amministratori, sappiate che se non pagate 4 bollette consecutive... Ci minacci? No, ci sfratti? No, ma non facciamo, ma non è... Sono 8 mesi, gliela faccio. Ma secondo lei, sono qua da solo e voi siete 50, vi pagate? Allora dico, manteniamo gli affitti come erano e poi facciamo le verifiche e poi aumentiamo. Allora. Nessuno di loro non vuole l'aumento dell'affitto, me l'hanno detto tutti qui, ma non c'è problema. Se c'è qualcosa in più. Entro il 30 di settembre noi dobbiamo dare alla Regione i casi che hanno avuto un aumento superiore al 30%
hanno un ISP inferiore a 100.000 euro e hanno un ISE inferiore ai 15.000 euro. Sono quelli che hanno avuto la forbice più grande, su quelli faranno i correttivi. Bene, e poi un'altra cosa, e se queste persone pagheranno di più l'affitto rispetto a quello poi che succederà nel ricarico? Verrà fatto un conguaglio, uno storno, insomma. Si sente di dire che verrà fatto un conguaglio? La Regione farà sicuramente dei ragionamenti. Mezz'ora di occupazione che si è conclusa con un nuovo appuntamento per i manifestanti, stavolta da tutto il Veneto e a Venezia. Andare da chi legifera, andare dalla giunta regionale a chiedere il ritiro di questa legge. E mattinata di disagi oggi stamane a Treviso con un PUT quasi paralizzato, lunghe code, proprio oggi che c'era il grande rientro al lavoro, automobilisti a disagio e anche infuriati hanno dovuto transitare a passo d'uomo per diversi chilometri. Il motivo è stato subito chiaro, una carreggiata era bloccata dai mezzi per il taglio degli alberi lungo il PUT, qualcuno è riuscito a uscire in tempo dal PUT, altri hanno dovuto invece, volenti o nolenti, rimanere in coda e questo appunto cantiere ha provocato numerosi disagi nella mattinata. A proposito di trasporto pubblico però, in questo caso presentato stamane il cantiere che realizzerà il nuovo polo logistico degli autobus della MOM ed è una struttura che una volta completata darà il via al nuovo risico immobiliare della città. Ecco l'apertura del cantiere che sposterà il deposito autobus della MOM da via Polveriera alla Castellana, dove c'è già l'officina di mobilità di marca. Un intervento da quasi 7 milioni di euro che trasformerà questo terreno in un park con area verde, con centro di rifornimento e pulizia degli autobus circolanti in città. Un punto importante perché stiamo mettendo mano a tutta la parte logistica della nostra azienda. Questo è il primo passo, Treviso, con questo polo logistico, col nuovo deposito, poi saremo a Castelfranco perché entro il prossimo anno dovremo fare il trasloco sia da Treviso che a Castelfranco. L'idea è di smettere di pagare affitti per avere sedi proprie ed è per questo che il 2020 potrebbe essere l'anno del nuovo risico immobiliare per Treviso e non solo. Infatti con lo spostamento di MOM dalla sede di via Polveriera si innescherà tutta una serie di cambiamenti. Questo nuovo deposito consentirà quindi di andare a liberare quel quadrante della chiesa votiva di Sant'Antonino che sarà comunque molto provato dall'inserimento della nuova cittadella sanitaria, quindi un grande risultato per la nostra città e speriamo che sia il primo passo verso anche quella nuova stazione delle Corriere che dovrà nascere proprio lì nell'ex zona Cuore. Altro tassello di questo domino immobiliare ma anche di mobilità di marca, per il quale già con il prossimo mese ci saranno i primi studi di fattibilità per trasformare non solo l'ex albergo ma tutto il triangolo edilizio di via Pinelli, accorpando l'attuale area biglietteria, arrivando quindi anche a ripensare quel tratto di cavalcavia. Il tutto con l'obiettivo di avvicinare le corriere ai treni e trasferendole dall'area Siamic lungo Sile Mattei. Struttura privata questa per la quale il Comune avrebbe già un'idea, ovvero la realizzazione di un vero e proprio parcheggio scambiatore, magari multipiano, stile del Negro, questa volta dentro la città. E in questo domino potrebbe rientrare anche la stazioncina di Santi 40, magari nell'accordo con Rete Ferrovie Italiane per un pezzo dell'area a ridosso del cavalcavia della stazione principale, anche se il sindaco al momento non si sbilancia. È sicuramente un'area che andrà ristudiata e riprogettata, ma in questo momento le priorità sono il deposito qui di via Castellana, la nuova destinazione di via Polveriera e la nuova stazione delle Corriere. Da qual è il sogno del cassetto del Presidente a oggi? Quello del cuore, sicuramente. Abbiamo visto il sindaco Conte soddisfatto oggi anche per la palma di Treviso come quarta città più sportiva d'Italia, secondo l'ultima indagine del Sole 24 Ore, in base a parametri che vedono, oltre ai successi raggiunti dagli atleti trevigiani negli sport individuali e di squadra, anche il valore delle società sportive, l'attrattività degli eventi e delle strutture. Il quarto posto certifica l'eccellenza degli atleti trevigiani, dell'associazione del territorio, e riconosce la qualità delle strutture messe a disposizione. Ha detto Conte, in particolar modo, negli ultimi anni il Comune di Treviso ha investito risorse per più di 5 milioni e mezzo per la riqualificazione degli impianti, fra i quali, ha detto Conte, è doveroso ricordare la copertura dello stadio di rugby di Monigo e fra il 2018 e il 2019 la riqualificazione del complesso di via Acquette e dell'area esterna delle piscine di Selvana, la palestra CONI di viale Vittorio Veneto,
e la copertura del palazzetto di Sant'Antonino, oltre alla pista di atletica di San Lazzaro. Da parte nostra, conclude Conte, c'è tutta l'intenzione di continuare a lavorare per consegnare agli sportivi e alle società di appartenenza a strutture di eccellenza. Ovviamente il prossimo obiettivo è rimettere a posto, come abbiamo visto tante volte, lo stadio Tenni di calcio. Adesso parliamo invece di sicurezza stradale, mentre vi ricordo, lo vedete sempre in sovraimpressione, il sondaggio che abbiamo lanciato nel TG del Veneto. Vi piace un governo PD 5 Stelle? Sì, a quel numero che vedete in sovraimpressione, fascia verde, no, fascia rossa, e quel numero in sovraimpressione la chiamata è gratuita. Dicevamo, parliamo di sicurezza. Lui è un volto noto a Treviso soprattutto per la sua attività, diciamo hobby, attività di vignettista, ma in questo caso è diventato un inventore per la sicurezza stradale. Sentiamo. Cosa significa questo cartello? Questo cartello è un progetto che ho in mente e che ho anche presentato al Comune di Roncade, perché ogni giorno, chiaramente facendo la strada, ho notato quanta gente corre in modo scorretto. Non occorre l'alta velocità nella guida per causare incidenti, anzi molte volte è la disattenzione che porta l'auto, seppur nei rigorosi 50 all'ora, in centro strada o ad invadere la pista ciclabile con inevitabili incidenti o investimenti. Troppe volte Beppe Fantin, vignettista trevigiano lungo la Treviso Mare che utilizza ogni giorno, ha visto situazioni del genere e si è visto costretto a manovre impossibili pur di evitare gli schianti. All'inizio era arrivato alla provocazione di disegnare gli scorretti al volante, poi gli è venuta in mente l'idea di una telecamera intelligente. Ho chiamato un'azienda leader nel settore nella costruzione di telecamere, ho detto loro che vorrei una telecamera che mi fosse in grado di fotografare le targhe delle macchine che corrono in modo scorretto, tipo il sorpasso in linea continua e in doppia linea continua. Un'idea alla quale pare non abbia ancora pensato nessuno, visto che l'azienda che si è messa subito all'opera ha pensato anche di brevettare il software castiga scorretti. Detto, fatto. L'azienda che io ho contattato è un'azienda di Mantova, la telecamera è già pronta, si tratta solo di avere voglia di chiamare Veneto Strade, di fare il percorso per l'omologazione, dopodiché l'installazione è breve, cioè ci vuole poco. Perché le telecamere omologate sono sensibili solo alla violazione dei limiti di velocità o al passaggio con il rosso. Nessuno al momento fissa le altre scorrettezze, comunque digitalmente rilevabili. Quelli che io chiamo i furbetti, con queste telecamere vengono fotografati, chiaramente tutte le immagini vanno alla polizia locale della strada del comune di competenza. Beppe ha una speranza, che la prima telecamera antiscorretti sia messa in funzione lungo la Treviso Mare. La scorrettezza che io vedo tutti i giorni sono i sorpassi in doppia linea continua, soprattutto nel cavalcavia dell'Arsenale a Roncade. Adesso pochissimi istanti di pubblicità. Treviso. Rieccoci in studio in diretta, il telegiornale di Treviso. Ripartiamo dal capoluogo e dal cordoglio per la morte di Elsa Svalduz, scomparsa a 92 anni sabato pomeriggio. Mercoledì l'addio in città. La starà guardando così la sua città, Elsa Svalduz. Il volto della moda a Treviso si è spento così, sabato a 92 anni. Indimenticabili le presenze nei suoi negozi di via Barberia, a Piazza Pola e in via Manin, così come le amicizie con Armani e Ferrucci, solo per citarne alcuni. Treviso e Cortina, ma anche l'Africa, suo altro grande amore, come ricorda Red Canzian, che con la moglie Bea l'ha seguita fino agli ultimi giorni. Mi ricordo questa sua casa in Africa, questa meraviglia di posto con questi tramonti. La prima volta che andai a trovarla mi fece fare 12 km sulla spiaggia, non riuscivo a starle dietro perché lei aveva le gambe lunghe, andava come una scheggia, era abituata a camminare, era fantastica, era una donna che credo che gli uomini che l'hanno avuta vicino siano stati degli uomini fortunati, perché sono donne condottiere, non sono donne così da mettere come un soprammobile e guardarle soltanto perché sono belle. Non c'era giorno che non ci fosse il rito del passaggio nel suo salotto, con la piazza dei Signori che la vedeva scherzare con tutti. Lei era ironica, era sarcastica, non te la faceva passare, ti metteva in faccia, però era sempre comunque benevola e sorridente.
io ridevo molto con lei, noi ridevamo molto con lei perché aveva delle battute continue. Mi ricordo quando le dicevo: Elsa, come sta? Tu non si cambia. È sempre stata al mio fianco, e sapete perché? Perché anche lei rappresentava la cultura, l'amore verso la città, la moda, e oggi sentiremo la sua mancanza, perché donne così non ne nascono più. Mercoledì alle 11 in Duomo l'ultimo saluto della città, dove con il suo stile ha fatto di via Barberia la via della moda, e che per questo forse dovrebbe esserle dedicata. Si appartiene alla storia della città, si ha insegnato la moda alla città, si ha vestito persone importanti, ha portato persone importanti, attori, artisti di tanti tipi della nostra città a Treviso. Io credo che non costerebbe nulla dedicarle una strada, invece che via Barberia, se si chiamasse via Svalduz, sarebbe giusto. Un traguardo importante, molto raro, visto com'è l'andamento dei matrimoni oggigiorno. Parliamo di 70 anni di matrimonio di Luigi Cervi e Settima Mazzonetto di Guarda di Montebelluna, che sono stati festeggiati ieri da tutti i parenti della loro grande famiglia. Si erano sposati il 27 agosto del 1949, li vedete anche con questa festa, li hanno portati in carrozza con i cavalli bianchi alla festa, 6 figli, 10 nipoti e 13 pronipoti, per questa coppia davvero a cui facciamo i complimenti per i 70 anni insieme. Davvero auguri ancora a Luigi e a Settima nella loro Montebelluna. E adesso apriamo la pagina delle notizie dal Bellunese. A partire dalla incredibile vicenda degli escursionisti spagnoli rimasti per 3 giorni sulla parete delle Tre Cime di Lavaredo, appesi per così dire, rifiutando per 2 volte i soccorsi. Oggi finalmente hanno ceduto ai soccorsi. Ci racconta questa vicenda la nostra Tiziana Bolognani al telefono da Auronzo di Cadore. Tiziana. Sì, buonasera, tutto è bene quel che finisce bene, ma questa incredibile vicenda del recupero di una coppia di alpinisti spagnoli che pur in difficoltà per 2 giorni hanno rifiutato i soccorsi ha dell'incredibile. A questo punto sarebbe interessante conoscere l'ammontare della fattura che verrà loro addebitata per 2 voli dell'eliambulanza andati a vuoto per una ritrosia incosciente e inconsapevole dei rischi in capo a tutti, a loro principalmente e ai soccorritori, non dimentichiamocelo. Riepiloghiamo la vicenda che è iniziata sabato sera con la richiesta al 118 dei 2, 45 anni lui, 36 lei, di Barcellona. Dopo una notte passata alle ghiaccio a metà della via Cassin sulla cima ovest di Lavaredo, la coppia aveva rifiutato il recupero con l'elicottero per proseguire autonoma nella scalata, ma avevano raggiunto una cengia alta, si erano trovati nuovamente in difficoltà e avevano chiesto informazioni sul rientro. I soccorritori gli hanno spiegato dove si trovavano esattamente e cosa avrebbero dovuto fare, invitandoli a non mettersi in condizioni di rischio, dato che avevano già passato una notte in parete. Nel frattempo in ansia rifugio a Auronzo i genitori di lui, con la madre colta da malore ieri mattina per l'agitazione. Oggi i soccorritori hanno mandato un messaggio al rosciatore per sapere come stavano, ma non hanno ricevuto risposta e perciò è stato chiesto ai genitori del ragazzo, dell'uomo, se volevano che l'elicottero intervenisse per una seconda perlustrazione. Risposta affermativa è intervenuta l'eliambulanza di Treviso, che ha imbarcato il personale del soccorso alpino della Guardia di Finanza per indirizzare l'equipaggio sulla via. Appena individuati, anche questa volta, pur essendo poco distanti da dove si trovavano ieri sera e malgrado il tempo in peggioramento, gli scalatori hanno rifiutato di essere imbarcati e l'elicottero è rientrato. Più tardi l'uomo ha iniziato a mandare foto degli ancoraggi e della vista della cima grande di Lavaredo per far capire la propria posizione e per avere indicazioni, ma su sollecitazione a chiedere subito l'intervento del 118, l'alpinista non ha più risposto e questo pomeriggio attorno alle 16, grazie a un varco nella nebbia, l'elicottero dell'aiuto alpin di Bolzano si è avvicinato alla parete della cima ovest di Lavaredo a 2750 metri di quota, dove erano bloccati gli alpinisti, che sono stati finalmente recuperati, sono in buone condizioni di salute e quanto ai rifiuti si sono giustificati sostenendo la convinzione di essere oramai arrivati in vetta, mentre in realtà mancavano ancora un paio di tiri, cioè un'ottantina di metri in tutto, abbastanza impegnativi. È tutto, a voi.
Grazie a Tiziana Bolognani, che invece nel prossimo servizio ci racconta il cordoglio di una comunità per la tragedia del 19enne morto nel tragico incidente di ieri. E il destino forse su quello non possiamo sicuramente fare calcoli, però almeno facciamo di tutto affinché i nostri ragazzi non debbano morire in questa maniera. Il tragico appuntamento col destino per Cristian Gabriele Palazzolo, 19 anni appena compiuti, si è materializzato ieri mattina, 10 minuti prima delle 7, alle porte di Belluno. Cristian e i suoi 4 amici, tutti fra i 17 e i 25 anni, stavano rientrando a casa a bordo di una Fiat 500 Abarth. D'un tratto lo schianto tremendo su uno dei platani che delimitano la strada nella zona dell'aeroporto. L'auto si è capottata nel prato e per il 19enne non c'è stato scampo. Ci sono volute le cesoie idrauliche per liberare i ragazzi intrappolati. Una ragazzina di 17 anni, da poco tempo residente a Ponte nelle Alpi con la famiglia, versa in condizioni disperate all'ospedale di Treviso, dove è ricoverata in rianimazione come l'amico, poco più che ventenne, che si trovava al volante della 500. A Belluno è ricoverata l'altra coppia di giovani, rispettivamente di 25 e 17 anni. Notizie del genere purtroppo ne sentiamo quasi ogni fine settimana, purtroppo stavolta ha colpito noi, ha colpito una nostra famiglia, ha colpito nostre famiglie bellunesi, quindi ci sentiamo profondamente vicini a tutti loro. Il primo cittadino di Longarone conosceva bene Cristian Gabriele Palazzolo, che lavorava nel settore edile e per diversi anni aveva militato nella squadra rugby Alpago. Lo vedevo quasi tutti i giorni passare insieme al fratello e altri amici, e il mio pensiero va sicuramente a chi resta, ovviamente, quindi ai genitori, ai fratelli, agli amici, perché a 20 anni non si può morire in questa maniera. La Procura di Belluno ha aperto un fascicolo con l'ipotesi di omicidio stradale sulla base di rilievi eseguiti dalla Polstrada, che sta ricostruendo dinamica e cause dell'incidente. Il pensiero del primo cittadino di Longarone alle famiglie e ai giovani. Ieri ne ho incontrati tanti, a tutti ho cercato di dire che questa tragedia deve insegnare almeno ad andare piano in macchina, attenti, non bevete quando vi mettete alla guida, almeno cerchiamo di fare tutto quello che è possibile per essere con la coscienza in pace. Sono giornate di apprensione per le famiglie dei bambini asmatici in cura al Pio XII di Misurina, nessun accenno di dietrofront da parte della proprietà della struttura, la diocesi di Parma, che in uno scarno comunicato pochi giorni fa ha indicato il 31 dicembre quale data irrevocabile di cessazione dell'attività. Le famiglie non mollano la presa e dopo una petizione lanciata su avaz.org ora rilanciano con una manifestazione organizzata per il prossimo 15 settembre a Misurina, una giornata non casuale perché quello sarà il weekend che la struttura dedica agli ex ospiti del Pio XII che dopo le cure ora hanno assicurata una vita più serena. 15 settembre dunque la manifestazione per chiedere che non venga chiuso l'istituto Pio XII di Misurina. Adesso la sicurezza e torniamo a Belluno perché per la prima volta una donna guida la questura di Belluno, stamane si è insediata Lilia Fredella, la super poliziotta, a cui è dato il merito di aver risolto il caso di Yara Gambirasio. Tailleur blu, mocassini, capelli raccolti, siede sulla sua poltrona che avvicina quelle preparate per i giornalisti, ammettendo che non le è mai piaciuto stare dietro la scrivania. E scorrendo la sua carriera è facile immaginarne il perché. Lilia Fredella assume da oggi l'incarico di questore di Belluno, la sua Belluno, città nella quale ritorna dopo 36 anni di attività operativa fra Milano, Roma, Palermo, Marghera, Sarzana e Kosovo, con un incarico nella Polizia delle Nazioni Unite per le indagini sulle fosse comuni. E l'emozione è grande. Sicuramente una grande emozione essere rientrata in questa questura dove ho fatto la domanda da vicecommissario 30 anni fa, è stato proprio un momento molto emozionante. La soluzione del caso di Yara Gambirasio è molto citato quando si parla della neoquestore. In realtà, dice, è stata un'indagine corale in coordinamento con i carabinieri, la storia di una ragazzina di una famiglia normale che ci ha toccato moltissimo. Lilia Fredella è stata nel gruppo d'indagine Falcone Borsellino e recentemente a Roma, dove ha retto la direzione centrale anticrimine della Polizia di Stato, e a Belluno, dopo aver seguito Expo e G7, è pronta ad affrontare le sfide dei grandi eventi. Sono sicuramente delle sfide che metteranno anche Belluno e la questura di Belluno un po' al centro del lavoro e dell'attenzione. Il lavoro è stato già pianificato in parte, ovviamente adesso richiederà una certa puntualizzazione perché gli impegni si stanno approssimando. Intanto la questore anticipa la previsione di rinforzo dell'organico entro i mondiali 2021, un impegno per i suoi uomini e per tutti i cittadini. È anche un momento di grande responsabilità proprio perché comunque questa provincia la conosco anche se sono 36 anni che non ci vivo più e quindi la vivo in questo modo, con onore, emozione e responsabilità.
Vi ricordo il sondaggio che abbiamo lanciato nel telegiornale del Veneto, continuato in quello di Venezia e continuato in questo telegiornale di Treviso. Nasce il nuovo governo PD 5 Stelle, vi piace? 0422 162 6691 se vi piace, oppure 0422 162 6690 se la vostra risposta è no. La chiamata come sempre è gratuita, ci sono tantissime telefonate in arrivo, continuate perché il sondaggio continua anche dopo il telegiornale, durante 20:10 e poi si concluderà e l'esito finale ci sarà a Ring. Allora, dicevamo di 20:10 con Stefano Pelloni del Partito Democratico e Fabio Maggio di Forza Italia, fra pochissimo con Ferdinando Varino per parlare proprio del nuovo governo, cosa ne dicono i veneti, e poi alle 21:15 torna Ring, il talk show del lunedì, il talk show che mette la politica alle corde. Allora Alessandro Bisatto, il segretario regionale del Partito Democratico, Simone Scarabella del Movimento 5 Stelle, Enrico Zanetti, l'ex sottosegretario, viceministro all'economia, e il senatore Giampaolo Vallardi della Lega per parlare insomma di questo governo in embrione, ma anche delle parole di Luca Zaia e di Matteo Salvini alla festa della Lega a Conselve, del voto discusso sulla piattaforma Rousseau. Tutto questo e altro a Ring. E adesso le previsioni del tempo. Grazie per averci seguito. Arrivederci. Vacilfrutta, Adriatica, la Valle dei Sapori, Acqua Marina, l'arte del buon gusto. A Bacil di Breda, Treviso. Benvenuti al meteo. Clima meno caldo ma anche un tempo più dinamico, primi segnali di un lento declino della stagione estiva. Vediamo insieme il dettaglio di martedì 3 settembre. Sul Veneto, dopo il passaggio perturbato di questo inizio di settimana, il tempo tornerà a ristabilirsi, sarà dunque più asciutto e anche soleggiato dappertutto e il cielo si presenterà al massimo poco nuvoloso. Clima gradevole più fresco, con temperature minime tra i 16 e i 20 gradi, valori massimi compresi invece tra 25 e 27 gradi circa. Anche sul Friuli Venezia Giulia andrà meglio, con ampio soleggiamento ovunque, con cielo sereno, salvo per innocue velature sui rilievi. Temperature minime tra 18 e 21 gradi, massime oscillanti invece tra i 26 e i 28 gradi. Situazione pressoché identica sul Trentino Alto Adige, dove sarà soleggiato ovunque, qualche addensamento sui settori alpini di confine ma senza ulteriori conseguenze. Temperature minime sui 16 gradi, massime sui 29 gradi circa. Bene, dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Arrivederci. Vacilfrutta, Adriatica, la Valle dei Sapori, Acqua Marina, l'arte del buon gusto. A Bacil di Breda, Treviso.